Il tuo cuore batte al ritmo di calcio a 5? Vieni con l'Alto Vicentino Futsal. Siamo pronti ad accogliere tanti giovani sportivi come te e un giorno potresti giocare nelle categorie più importanti del futsal. Visita la nostra pagina Alto Vicentino Futsal e contattaci subito. Sarai il benvenuto. Media partner Radio Peter Pan. E allora, tifosi rossazzurri, eccoci ricollegati dopo 2 settimane di sosta nella sala conferenze dell'Alto Vicentino Futsal a presentare tutti insieme la partita valevole per la 15ª giornata del campionato nazionale di Serie 2 Girone A. L'avversario di domani pomeriggio sarà ovviamente l'Avis Isola in un vero e proprio scontro salvezza, una partita che si annuncia davvero scoppiettante e piena di storie da raccontare. Soprattutto molte di esse le racconteremo in anteprima con mister Michele Ferraro e Salah El Mannuni, che abbiamo ai nostri microfoni per la prima volta in questa stagione. Grazie ad entrambi per essere qui con noi. Inizierei con mister Ferraro. Abbiamo parlato già di questo avversario nel post Videoton Crema. Ci sono state 2 settimane di sosta comunque intense e piene di racconti riguardanti soprattutto il gruppo. C'è stata una cena molto particolare, comunque tanti allenamenti. Come hai trovato la squadra in queste 2 settimane? Come ritieni che abbia lavorato? Intanto ciao Marco, grazie sempre per quello che fai. La squadra sta attraversando un buon momento, come ho detto, come tu hai accennato, la nostra chiacchierata post Crema ha confermato queste 2 settimane di allenamento, nel senso ha confermato questo buon stato di condizione, però noi dobbiamo tenere alta sempre, come dicevo e come dico ormai da un po' di tempo, con il rischio di diventare anche noioso. Noi dobbiamo tenere sempre alta l'asticella, non tanto della preparazione tecnico-tattica o fisica, ma della preparazione mentale, no? Quindi noi dobbiamo continuare con quel trend e sono fiducioso che i ragazzi abbiano imparato anche la lezione del calo che abbiamo avuto nel girone di andata, dopo qualche risultato un po' anche sia positivo e sorprendente. Quindi andiamo avanti così. Ci siamo allenati bene, abbiamo fatto una buona festa giovedì scorso per il compleanno di Gianluca e di Dario, quindi c'è stato anche qualche momento di rilassamento e di spensieratezza. Adesso siamo ovviamente sul pezzo, dobbiamo essere sul pezzo, è bene comunque ribadirlo. Passerei ora la parola a Salah El Mannuni, che coinvolgiamo, come abbiamo detto, per la prima volta in questa stagione sportiva. Grazie Salah per essere qui con noi. Ti chiederei un giudizio ovviamente sulla stagione in questione, appunto la tua seconda con la nostra maglia. Comunque hai avuto modo di cimentarti sul campo con 2 gruppi diversi, essendo stata la squadra rivoluzionata profondamente nella scorsa stagione, ma cambiano i compagni, non cambia l'importanza che tu hai appunto all'interno di questo club. Come ci giudichi la tua stagione e quella di tutta la squadra appunto personalmente? Innanzitutto ciao Marco, grazie per quello che fai. Bisogna continuare a lavorare, perché non basta mai quello che facciamo, perché bisogna continuare sempre ad andare avanti. Come ha detto il mister, che bisogna andare ogni giorno, lavoriamo, e per la stagione che stiamo facendo possiamo dire che siamo lì e bisogna continuare a lavorare, non abbiamo altra scelta ecco qua Marco. Per quanto riguarda i traguardi personali che hai avuto modo di ottenere, soprattutto in questa stagione, ce n'è uno che merita più di qualche parola da spendere, ossia il ruolo di vice capitano, che comunque ti è valso la fascia sul braccio alla prima giornata in casa dell'Olimpia Regium e nel penultimo turno di campionato contro l'MGM, per giunta contro le prime 2 della classe. Dunque direi un traguardo alquanto notevole e sicuramente prestigioso. Come ce lo descrivi? Che orgoglio rappresenta comunque avere questa responsabilità all'interno del club? Per me è un orgoglio avere la fascia, e per le partite che ho portato la fascia è stato bellissimo. Per me è tutto nuovo, e da 2 anni che sono qua all'Alto Vicentino, e ecco, non è mai abbastanza, bisogna sempre
a voler di più, ecco qua. Non si è mai arrivati al traguardo, deve essere tutto un punto di partenza, direi un'analisi alquanto eloquente, alquanto esauriente, chiaramente. Grazie Salah per il tuo intervento in questa conferenza. Torniamo ovviamente da mister Michele Ferraro. L'Avis Isola l'abbiamo già inquadrato 2 settimane fa e ti chiederei ora nel dettaglio quali differenze ci potranno essere rispetto alla gara del 2 novembre, un avversario che comunque si è parecchio rinnovato, è partito Licco, sono tornati alcuni componenti delle rose riguardanti comunque il passato di questo club. Anche noi abbiamo rivoluzionato in parte e confermato invece altri aspetti. Sarà tutt'altra sfida, ma l'importanza non cambia, quella è l'unica certezza. Quali saranno appunto le differenze che vedremo in campo? Marco, fammi fare un fuori programma. Questo ragazzo qui l'ho voluto io come vice capitano, è il ragazzo ad oggi quasi il più giovane del gruppo, però diciamo che rappresenta lo spirito di quest'anno, no? È un ragazzo che ha sposato il progetto perché ha fatto una firma importante pluriannuale, quindi è un ragazzo che ha sposato appunto questo nuovo progetto e quindi meritava di avere questo tipo di soddisfazione, perché lo merita tutto per il ragazzo che è, per il giocatore che è, perché è un ragazzo meraviglioso, come ce ne sono tanti in questo gruppo, però è giusto spendere una parola di riguardo per lui, insomma. Assolutamente, a tutti gli effetti uno di noi, lo posso confermare. Assolutamente. E l'Avis Isola è una squadra che anzi quasi certamente non merita la classifica che ha, non la meritava anche se eravamo alla terza quarta partita del girone di andata, aveva 0 punti, confermo, e dissi assolutamente che non era giusto il posto in classifica che aveva in quel momento lì, e oggi come oggi non lo merita, quindi non ci facciamo, probabilmente non lo meritiamo neanche noi, posso dirlo Marco, insomma noi qualcosina in più forse anche noi potevamo avere, però il calcio a 5, lo sport è così, quindi non stiamo a recriminare. Quindi tanta attenzione, perché loro avevano all'andata un gruppo diciamo storico cambiato poco, oggi è un gruppo, avevano un'ossatura che oggi hanno in parte ancora, perché sono arrivati insomma 3 o 4 giocatori, quindi non sappiamo neanche noi bene cosa ci aspetta, insomma, ma noi come sempre dobbiamo guardare noi stessi, e come sempre in casa nostra noi non possiamo permetterci di fare passi falsi, quindi la mia preoccupazione è sempre solo su di noi, sulla continuità che dobbiamo avere assolutamente quello che abbiamo fatto nelle ultime partite, dobbiamo dare quel tipo di trend di continuità, perché altrimenti è veramente pericoloso, perché come hai detto tu è uno scontro salvezza vitale per entrambe le squadre, ma anche per noi ovviamente. È uno scontro davvero vitale per entrambe. Abbiamo analizzato un po' le differenze che ci possono essere rispetto all'andata. L'unica cosa che non cambia è che si parla di 2 squadre davvero davvero entusiasmanti, che non meritano la classifica che hanno, insomma 2 squadre che faranno comunque di tutto di qui in avanti per migliorare se stesse e la classifica. Grazie ancora una volta per la risposta. Chiuderei la conferenza con la consueta domanda, il consueto intervento telefonico di Lorenzo Miotto, il corrispondente di Calcio a 5 Anteprima. Ciao Lorenzo, a te la parola. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Volevo chiedere a mister Ferraro, ripensando anche alle dichiarazioni post Videoton in cui hai espresso la tua stima per mister Sergio Tabbia, ecco, volevo chiederti che cosa ammiri in particolare dell'allenatore giallo-blu, quali sono magari i segreti che vorresti carpire dal tecnico astigiano. Grazie. Ciao Lorenzo, grazie mille per la domanda e grazie anche per il lavoro che fai soprattutto. Sarà un piacere accogliere in casa nostra mister Tabbia, così come tutta l'Avis Isola. Sarà un piacere abbracciarlo e ritrovarci. Abbiamo instaurato un buon rapporto, quindi sarà una sfida anche per me un po' più particolare del solito. Mister Tabbia, Lorenzo, mister Tabbia insomma ha una carriera che parla da sola, che io non ho assolutamente, posso solo imparare da lui la preparazione delle partite, imparare da lui quello come studia le partite in corso,
pre e in corso degli avversari, leggere i momenti che magari chi è magari un po' più giovane come me magari qualche volta potrebbe leggere in maniera non esatta, insomma c'è tanto da imparare, ci sarebbero tante cose da parlare di Mister Tabbia, l'esperienza che ha, insomma, e il curriculum che ha parla da solo, quindi anch'io sono credo al 17-18 anno che faccio questo lavoro qui, però credo che ho sempre da imparare da chi insomma è più bravo di me o comunque ha più esperienza di me. Assolutamente massimo rispetto per tutti i mister e per chi come Tabbia insomma ha fatto a suo modo anche la storia di questo sport in Italia. Grazie mille mister e un augurio di buon proseguimento a tutti quanti. Grazie a te Lorenzo. Ringraziamo ancora una volta tutti quanti per la partecipazione a questa conferenza stampa. Alto Vicentino e Isola d'Asti, Avis Isola, scenderanno in campo domani pomeriggio alle ore 17. Ci sarà ovviamente il collegamento streaming per assistere alla partita su YouTube in caso non poteste recarvi qui al Palalanzi. Vi attendiamo comunque calorosamente. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Un saluto, alla prossima. Come di consueto insieme ragazzi, sempre Forza Alto!